un piacere avere qui Bruno Siciliano, che è un leader europeo in questo ambito disciplinare. Tra l'altro a Napoli è in corso una collaborazione molto forte e interessante con la Facoltà di Scienze. Questo mi fa particolarmente piacere, perché Bruno Siciliano collabora con Ernesto Burattini e la stampa oggi ha dato molto risalto a questo evento, segnalando come in particolare la nostra università sia ormai, grazie a Bruno e a tutto il suo gruppo, leader europeo in questo settore. Non come sempre io salto il pedigree lo saltiamo e diamo direttamente la parola a Bruno perché ci racconti le cose sue. Devo anche dire che ho avuto una lagnanza la devo riferire, che dice che tu insieme a Trotter, che è 2 metri, dice che sta a parlare pubblicamente con Alberto Di Donato, e questa è una provocazione. Buonasera a tutti, confesso di essere un tantino emozionato perché ritrovare tanti colleghi e amici, anche a causa dei miei frequenti viaggi, persone che a malincuore vedo di rado, e vederli tutti qui in questo ambiente familiare di queste chiacchierate di scienza mi fa particolarmente piacere. Sono quasi la pelle d'oca, confesso, di tenere questa relazione. Come ha intitolato il sito web della pagina di UNINA, ringrazio anche Guido per l'invito. Questa è una cosa che è partita quasi un anno fa, con un'agenda, con una programmazione addirittura già a cavallo dell'estate scorsa, e poi ho interagito con appunto tutto lo staff organizzativo, e devo dire che veramente io sono contento di far parte di un ateneo dove si fanno questi incontri parlando di scienza, e questa è una cosa veramente così molto molto bella. Dicevo, quando ho visto il sottotitolo della pagina web, che ha intitolato Robot, sogno e bisogno della vita quotidiana, in effetti è proprio questa la situazione, perché ormai i robot hanno cominciato a essere pervasivi in tutti i giorni, in tutte le nostre situazioni di vita quotidiana. Forse qualcuno di voi avrà letto, qualche anno fa è uscito un articolo su Scientific American a firma di una persona che, vuoi o non vuoi, ha influenzato la nostra realtà, e parlo di Bill Gates, di Microsoft. E sul Scientific American, tradotto anche in italiano nella versione delle scienze, è uscito questo articolo che ha parlato di questa nuova alba di robot, dell'era dei robot, cioè che i robot stanno cominciando a essere così diffusi nei nostri ambienti che un domani diventeranno così come noi diamo per scontato che nelle nostre case, nei nostri ambienti ci siano un personal computer. Nessuno fa più caso al fatto che ciascuna famiglia, non parlo tanto degli uffici delle scuole, ma in ciascuna casa c'è un personal computer. La scommessa è che di qui al 2020, al 2030 ci possa essere, vuoi o non vuoi, un qualche cosa che non necessariamente di forma androide possa essere assimilabile a un robot. E allora, a questo riguardo, proviamo a capire che cosa è un robot, che cosa intendiamo per robot. Innanzitutto mi permetto di correggere la pronuncia del Magnifico, che in qualche modo spesso si sente anche nei mezzi di informazione, nei mezzi di comunicazione. Stesso i miei bambini, quando a volte si sente parlare di robot, uno è portato a dire robot, un po' alla francese. Robot deriva dal ceppo di lingue slave e significa letteralmente lavoro esecutivo, lavoro subordinato. Quindi in russo si dice robota. La settimana scorsa ero in Giappone, c'è questa pronuncia un po' curiosa. Rosario Marino, che mi accompagnò nella mia prima presentazione internazionale a un convegno nel 1985, si ricordava che cercavamo di spiegare di che cosa ci interessavamo, e c'era questo vecchietto giapponese, robotto, è rimasto storico in questi 25-30 anni in cui siamo cresciuti assieme. Quindi robota come lavoro esecutivo, come lavoro subordinato, ed è evidente che già dall'antichità, anche ai tempi risalendo alla mitologia greca, l'uomo ha sempre cercato di riprodurre degli artefatti a sua immagine e somiglianza.
Però se noi chiedessimo alle persone della strada, diciamo, l'immaginario collettivo, quale può essere la visione tipica che si può avere, diciamo, di un robot? E questo, diciamo, è uno dei tanti filmati, questo, diciamo, è tratto ovviamente da Wall-E, perché l'immaginario collettivo continua a vedere il robot come un androide che parla, cammina, vede e sente con gesti e sembianze del tutto simili a quelle, diciamo, degli esseri umani. E probabilmente noi stiamo, diciamo, percorrendo una strada che poi ci porterà ad avere dei robot che paradossalmente potrebbero anche esprimere delle emozioni, come il robot spazzino di Wall-E che vede l'insetto e, diciamo, non si aspetta di vedere, diciamo, in questo marasma di rifiuti, quindi anche con questa, diciamo, metafora ecologica, di trovare l'insetto che lo guarda, diciamo, un pochettino spaventato. Nella pratica, quello che possiamo definire come robot, io devo giocare un pochettino con l'audio perché alcuni di questi filmati hanno un sonoro che a volte farò ascoltare e a volte no. Il robot viene definito come una qualsiasi macchina che è in grado di svolgere dei compiti in maniera automatizzata, quindi c'è anche un concetto di automatizzazione. Chiaramente il robot si è affermato come componente essenziale dei sistemi di automazione industriale e la robotica industriale è l'ambito in cui i robot hanno raggiunto un livello di tecnologia matura. Quello che vedete in quel filmato sono degli operai che si avvantaggiano dell'uso del robot per eseguire una serie di operazioni. Ecco, vedete qua, avete visto il pericolo che un robot può costituire, perché i robot venivano sempre utilizzati inizialmente in aree segmentate, in aree segregate, decisamente separate dagli esseri umani, perché la macchina è rigida, deve eseguire una serie di operazioni in maniera preprogrammata e quindi non può trovare accidentalmente la presenza di un essere umano nel suo spazio di lavoro. Bene, i nuovi robot moderni, quelli che un domani abiteranno nelle nostre case, dovranno essere dei robot che saranno in grado di interagire in totale sicurezza con gli esseri umani. Quindi qua vedete come, avvantaggiandosi di un robot, il robot che sia in grado non solo di localizzarsi, quindi di sfruttare le informazioni relative allo stato della macchina, ma soprattutto di interagire con l'ambiente esterno. E ad esempio in questa istanza del filmato vedete che tra un attimo il robot sarà in grado di riconoscere con un semplice sistema di scansione, con una telecamera, la posizione degli oggetti e in base a un modello geometrico noto degli oggetti di realizzare l'assemblaggio in maniera, diciamo, sufficientemente precisa e secondo gli scopi della lavorazione. Ecco, questo, diciamo, è l'acquisizione che avviene degli oggetti, ma qua siamo ancora in un contesto di robotica industriale. Andiamo avanti e proviamo a capire che cosa ci aspettiamo, che cosa noi ci aspettiamo che il robot debba fare. E io ho utilizzato questo filmato che illustra, non a caso, un robottino umanoide che volutamente è un bambino. Questo è un progetto europeo guidato dai colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questo è iCab ed è un robottino bambino e non a caso ci tengo proprio da italiano a sottolineare il fatto che la ricerca italiana in questo settore, tra cui ovviamente anche Federico II, è il leader in campo internazionale. Per una volta, diciamo, veramente io quando vado all'estero, diciamo, da italiano robotico mi sento così orgoglioso di rappresentare una comunità scientifica assolutamente, diciamo, tra le prime. Bene, questo è iCab, che è un robottino umanoide bambino, e per capire che cosa ci aspettiamo che il robot debba fare, proviamo a fare un paragone tra quelle che sono le capacità motorie e cognitive di un bambino. Un robot dovrebbe avere la capacità di riconoscere gli oggetti di un bambino di 2 anni, dovrebbe avere la capacità linguistica di interazione, quindi verbale, quindi così come noi interagiamo anche in maniera vocale, verbale con i computer, di un bambino di 4 anni, dovrebbe avere la destrezza manuale di un bambino di 6 anni, e la scommessa in questo contesto di interazione tra robot e esseri umani dovrebbe avere capacità di interazione sociale di un bambino di 8 anni. Questo, insomma, è un pochettino il target che la comunità scientifica si pone nel cercare di rendere dei robot sempre più intelligenti. Non potevo da didatta evitare una sola, diciamo, slide che presentasse un minimo di dettaglio tecnico e di quello che viene accettato nella comunità scientifica come definizione di robotica. Per robotica si intende
la connessione intelligente tra percezione e azione. E non a caso si insiste nel dare una definizione di robotica piuttosto che di robot, perché il robot è un oggetto talmente pervasivo che può assumere istanze e sembianze talmente diversi che un po' tutto può essere robot, mentre invece la robotica in quanto disciplina che piano piano poi sta crescendo a livello di scienza è esattamente connotata nel momento in cui vogliamo correlare delle informazioni sensoriali, e allora facendo il paragone tra quello che è il modello per eccellenza, che chiaramente è l'uomo, ci accorgiamo come l'uomo è in grado, con degli stimoli dal cervello, di percepire delle informazioni sull'ambiente circostante, quali potrebbero essere di tipo visuale o di tipo aptico, quindi con sensazione tattile e di immersione nell'ambiente, e quindi è in grado di elaborare con il principio, diciamo, a noi caro, essendo io docente di controlli automatici, cioè il principio del feedback, cioè il principio della retroazione, cioè di aggiustare il comportamento in base a quello che avviene e di realizzare questo in maniera intelligente. Quindi è in grado, acquisendo le informazioni sensoriali, di predisporre le strategie di controllo, di governo migliori per il braccio e la mano, e poi ci saranno dei componenti che sono, diciamo, gli attuatori che daranno dei comandi motori che saranno in grado, diciamo, di effettuare l'operazione. E allora, diciamo, noi robotici ci occupiamo della possibilità di realizzare degli oggetti meccanici che abbiano ad esempio le sembianze antropomorfe, quindi un braccio manipolatore, però ci potrebbe essere anche una piattaforma mobile, e il modello per eccellenza che vorremmo cercare di implementare nelle unità di governo, nei sistemi di controllo, è decisamente quello basato sui meccanismi neuronali del cervello umano. E qua veniamo a quello che poi mi ha dato lo spunto, diciamo, a chiamare questa relazione robot tra sogno e bisogno. Perché? Perché, diciamo, quello che ho provato a fare è una sorta di percorso che nel corso dei secoli, da un lato, è stato sempre il grande sogno da parte degli esseri umani di, diciamo, di costruire dei propri simili, di replicare se stesso, e qui diciamo, ho individuato delle tappe fondamentali in questo percorso storico. Forse il primo progetto di macchina automatica anche, diciamo, con certe sembianze umanoidi è da far risalire al 1200 a uno studioso arabo, tale Al-Jazari, che realizzò il primo prototipo con dei disegni, ovviamente con i limiti della tecnologia dell'epoca, di quello che forse ha dato il là a realizzare diciamo, delle macchine con dei meccanismi non solo automatici ma anche con delle sembianze e diciamo, con un progetto che poi potesse portare un domani a sviluppare dei robot umanoidi. Non potevo mancare di sottolineare il periodo intorno al 1500 tutte, diciamo, le invenzioni di quel genio di Leonardo, tra tutte le invenzioni delle macchine, dei veicoli che lui concepì all'epoca, c'è anche questa realizzazione diciamo, di doppio meccanico, cioè di macchina dalle sembianze umane. E un punto fondamentale, anche perché poi noi utilizziamo i robot perché vogliamo manipolare degli oggetti nello spazio. Noi nella fattispecie, nel nostro gruppo di ricerca, ci interessiamo di problemi di manipolazione e di controllo. Allora la mano di un robot è un componente essenziale per consentire a questa macchina di manipolare degli oggetti, e il primo esempio di mano artificiale è databile al 1550, quando uno studioso, un medico, sviluppò questa mano artificiale con l'obiettivo di realizzare delle protesi per persone amputate. Ancora una tappa fondamentale nel 1750, e questo mi consente anche di introdurre l'aspetto ludico della robotica, proprio come robot di intrattenimento, su cui tornerò nel corso della relazione, e queste sono praticamente gli androidi concepiti da uno studioso svizzero tale Jacques Dreux, che realizzò all'epoca lo scrivano, il suonatore di piano, che venivano concepiti come degli androidi, diciamo degli oggetti, quasi come un cariglione, come un giocattolo di accompagnamento per arreglare, diciamo, l'ambiente familiare. Una grossa tradizione che poi si riscontra anche in tutta la robotica umanoide moderna giapponese sono le karakuri ninja, le bambole karakuri ninja, che diciamo nel 1800 vennero sviluppate. Questa è una mia foto fatta al museo di Tokyo, che vennero sviluppate per diciamo, idealmente servire il tè, perché il rito, diciamo, del servizio del tè è un rito che fa parte della grossa, diciamo, tradizione culturale giapponese. Il 1920 è l'anno storico perché è l'anno che ha portato alla definizione
del termine robot, quindi robota, e questo si riferisce a un dramma scritto da un commediografo ceco, Tare Karel Čapek, che nella novella di Robot Universali di Rossum c'era Rossum, questo bottegaio che realizza questi androidi che in qualche modo, diciamo, gli servono di aiuto nella sua bottega, che poi nella finzione scenica finiscono per ribellarsi al padrone, diciamo, al buon Rossum. Facendo un salto in avanti e trascurando l'aspetto in qualche modo tecnologico, che poi in questa dicotomia tra sogno e bisogno vi inizierò nell'altro percorso, nel 2005 nell'Expo Mondiale di Aichi c'è stato proprio il clou della tecnologia giapponese con la parata di tutti i robot umanoidi che sono stati realizzati, tengo a sottolineare, non solo dai gruppi di ricerca ma anche dalle aziende, perché strategicamente in Giappone le aziende hanno investito fortemente in questo settore, andando anche a precorrere i tempi rispetto alle quelle che potessero essere le richieste diciamo, di mercato. Nell'altro percorso ho provato a sottolineare questi 50 anni di attività che poi hanno portato a sentire il bisogno di realizzare delle macchine utili. Io ero la settimana scorsa a Kobe al convegno nostro più importante della Società di Robotica e Automazione della IEEE, che come italiano ho l'onore di presiedere in questo biennio del 2008 e del 2009, e abbiamo fatto un piccolo festeggiamento perché un numero abbastanza nutrito di noi quest'anno, nel 2009, ha compiuto 50 anni. Io per la verità, diciamo, dico ancora che ho 49 anni perché li compio, diciamo, a ottobre 50 anni. Bene, il 1959, al di là, diciamo, di aver dato, diciamo, i natali a diciamo, diversi ricercatori, anche un fatto generazionale, è un anno importante perché è stato l'anno in cui si è stato commercializzato il primo robot industriale a cura di una casa americana dell'Unimation su un progetto di George DeVol. E poi clamorosamente l'America, che è sempre stata, come dire, innovatrice in questo settore, poi la robotica industriale, e stamattina sul Denaro c'era questo articolo in cui si parlava della competitività tra la robotica europea, la robotica giapponese e la robotica americana. La robotica americana, dopo questi 15-20 anni di attività di inizio della robotica industriale, poi in qualche modo è svanita perché si è puntato tutto alla sicurezza, alle applicazioni militari, su cui poi tornerò nella parte successiva della relazione. Quindi robotica industriale nel ventennio 1960-1980 con le applicazioni manifatturiere, e ancora man mano i robot hanno cominciato a uscire dalle fabbriche e a essere impiegati in ambienti esterni, quindi si parla in inglese di field robotics, che in italiano potremmo tradurre come robotica per l'esplorazione. Il culmine di questa tecnologia è da far risalire alla competizione che si è avuta nel deserto dell'Arizona nel 2005, parlo della Grand Challenge, in cui un veicolo completamente autonomo, quindi non teleguidato, non teleoperato, è stato in grado di compiere un percorso di 150-160 miglia in maniera totalmente autonoma, superando asperità, sassi, ostacoli, crepacci, e aggiornando la sua mappa in dipendenza delle condizioni ambientali e, diciamo, delle informazioni, chiaramente ricco di sensori. Quindi robotica per l'esplorazione, quindi applicazioni spaziali, culmine di questa tecnologia, la robotica per l'esplorazione. E ancora nel ventennio successivo si è parlato, i robot sono usciti dalle fabbriche, sono stati impiegati in ambienti esterni e poi man mano, diciamo, sono tornati, diciamo, in ambienti chiusi, in ambienti, diciamo, indoors potremmo dire, e la scommessa su cui la comunità scientifica si sta confrontando attualmente è quella di realizzare dei robot utili all'uomo, quindi cercare di realizzare dei robot cosiddetti di servizio. E forse il culmine di questa tecnologia, e c'era anche un articolo nell'inserto del Corriere della Sera, è senz'altro quello delle applicazioni mediche, che effettivamente, diciamo, su cui sono fatti dei grossi progressi. Nel ventennio successivo si sta passando dal concetto di robot di servizio a cercare di realizzare quello che è avvenuto con la rivoluzione informatica, per cui ora abbiamo un personal computer. Chissà se per il 2020 potremmo parlare effettivamente di robot personale, e la scommessa si pone che sul fatto se questo robot personale debba o meno coincidere con il robot umanoide che i giapponesi hanno promosso in maniera ostinata, volendo puntare a realizzare dei robot di forma e sembianze necessariamente umane. Proviamo a fare un viaggio, così, diciamo, rallegriamo, anche perché la robotica non può prescindere dalle realizzazioni sperimentali, e il filmato che vi faccio vedere è un filmato che io proverò a parlare,
cercando un volume adeguato della musica, perché la musica è temporizzata, e questo ripercorre un viaggio ideale di quello che è stato 50 anni di robotica. Queste sono le prime applicazioni di telemanipolazione, perché si è partito da là, cioè di avere delle macchine comandate a distanza prima che queste macchine diventassero automatiche e possibilmente autonome. E qua vedete, diciamo, incarrellata ecco, per esempio questo è un veicolo, i primi veicoli con tutte le limitazioni della mobilità, diciamo, dell'epoca, e poi quelli che vedete realizzati sono i primi manipolatori che magari con motori ancora idraulici e non necessariamente elettrici erano un pochettino goffi, impacciati rispetto ai movimenti repentini delle macchine attuali. Questo è un aspetto importante perché ben presto si è voluto, cercando di imitare l'uomo, cercare di realizzare delle macchine, cioè macchine che potessero anche deambulare, quindi gambe, quadrupedi, bipedi, quadrupedi e così via. Questo è un PDP-11 dell'epoca, è un calcolatore, i nostri colleghi informatici sicuramente l'avranno riconosciuti, quindi con i limiti della tecnologia questo concetto, che era già chiaro, man mano poi è stato possibile implementarlo. L'aspetto della robotica delle scuole, su cui poi tornerò nella parte successiva. E qua vedete i primi esempi in cui il robot riesce a riconoscere l'ambiente esterno e riesce ad adattarsi alla superficie, quindi diciamo avere anche una capacità sensoriale di modificare il proprio comportamento in base alle informazioni sensoriali. E qua c'è il classico esempio di inseguire una superficie, quindi sensazione tattile, tecnologia matura e affermata, come nel caso dell'industria automobilistica, in cui i robot ormai sono diventati, diciamo, esiste veramente il concetto di chiave in mano, ma anche ricerca di punta di questo robot che saltella e che riesce a mantenere la stabilità pur stando in una specie di equilibrio dinamico su una sola gamba. Caso di manipolazione, quindi diciamo strutture destre, strutture elastiche, robot di ispirazione biologica, quindi robot a gambe, quindi quadrupedi, esapodi e quant'altro, ed ecco le prime realizzazioni di bipedi che poi hanno portato soprattutto, diciamo, la ricerca di punta giapponese a realizzare gli umanoidi. Ancora istanze di manipolazione di oggetti, che è sempre, diciamo, uno degli aspetti più affascinanti da un punto di vista della meccanica e del controllo. E poi robot che siano in grado di evitare ostacoli, cioè di sentire, un po' come avete visto in quel filmato, il robot che si ritrae, quindi diciamo il concetto di evitare gli ostacoli. Ancora, diciamo, robot di tipo bioispirati come insetti, robot per lo sminamento di terreni in cui ci fosse la necessità di rimuovere delle mine. E vedete come man mano, per esempio, tutto il discorso dei veicoli autonomi, diciamo, quindi senza guida, ha trovato spazio e ha trovato delle diciamo, realizzazioni sempre più come dire, efficaci per quanto riguarda la possibilità di navigare in ambienti a scarso grado di strutturazione. Ancora, diciamo, dei rover. E poi man mano in questo percorso ideale di questi 50 anni di storia quello che vedrete più in là, vedrete, diciamo, un quadrupede che rispetto a questo fa sorridere rispetto a quello che io vi mostrerò come filmato fra 5-10 minuti, perché vedete come i problemi di locomozione e di deambulazione dei bipedi sono problemi che da un punto di vista proprio della meccanica del controllo sono di non semplice soluzione. Ancora sperimentazioni tipo master e slave, quindi con telemanipolatore, possibilità di interagire in maniera intelligente con l'ambiente e di inseguire profili superficiali, quindi di avere un robot che sia preciso quando deve essere preciso, ma sia cedevole quando deve interagire con un oggetto, un altro robot o ancora un'altra persona. Ancora veicoli automatici, applicazioni sottomarine come altra istanza di robot per l'esplorazione, e ancora sistemi di visione che consentono al robot di riconoscere automaticamente gli oggetti. Questo è il robot scimmia, il robot che deve saltare da un ramo all'altro, quindi diciamo l'ispirazione biologica è sempre pervasiva in questo settore. E qua vedete come man mano, ecco, insomma, cominciamo ad avere delle sperimentazioni sempre più allettanti, quasi al limite del fisico, quasi al limite, diciamo, del possibile. Ancora i primi robot umanoidi, quindi diciamo che potessero anche imparare direttamente i movimenti dall'uomo senza la necessità di stare a scrivere migliaia e migliaia di linee di codice, di programma. E questo è un aspetto importante che poi ci ha visto protagonista in diversi progetti di ricerca, questo aspetto della cooperazione fra più robot, quindi il fatto telecamere veloci, quindi chip digitali che consentissero l'inseguimento di
diciamo, di oggetti che si muovessero repentinamente, ancora Esapodi, questo è Sojourner, che è il rover che ha navigato sul suolo marziano, esperimenti in condizioni di microgravità, robot per applicazioni domestiche, il robot che può giocare a scacchi, quindi si va sempre verso un livello di intelligenza superiore, quindi c'è stata quasi questa confluenza, come il nostro Magnifico sottolineava, da un lato i cibernetici, coloro che si interessavano ai sistemi cognitivi, e noi poveri ingegneri che cercavamo di elevarci e man mano di occuparci di problemi di controllo intelligente sempre a livelli più alti. Ecco, questo è un fatto di impatto, questo è un filmato che io faccio sempre vedere ai miei studenti, come un robot, che è un oggetto che pesa diverse, diciamo, decine di chili, può comportarsi sotto l'azione del controllo e addirittura essere, diciamo, reattivo a un soffio grazie, diciamo, a tecniche di controllo di forza. Quindi, diciamo, in qualche modo si sono studiati questi oggetti, si sono derivati gli opportuni modelli, si sono, diciamo, in qualche modo compresi, e ora la robotica è pronta per fare quel salto di qualità che potrebbe portare questi oggetti a interagire con gli esseri umani. Ecco, questa è una serie di applicazioni in cui vedete il robot che veniva utilizzato negli ambienti esterni interagisce più a stretto contatto con l'uomo. Questo è un discorso, diciamo, di riabilitazione su cui tornerò più avanti, e ancora poi, diciamo, forse il culmine della tecnologia si è avuto verso la fine dello scorso secolo, scorso millennio. Questo è il progetto P2 dell'Honda, che ha portato poi alla realizzazione di Ashimo. Ashimo è forse l'umanoide più bello che è stato realizzato, e non è un caso che c'è il gruppo di ricerca dietro, ma è comunque un'azienda, quindi questo è un fatto, diciamo, da sottolineare, e questo sottolinea la fine del millennio, perché il nostro convegno più importante, ICRA, nel 2000 si è tenuto a San Francisco, e il bonus Makatib, mio collega e amico di vecchia data, è la persona che ha curato l'edizione di questo video con questo, diciamo, fatto scenico, diciamo, 50 anni di robotica nel 2000. Questo giusto per darvi un'idea di quelli che, diciamo, di come questo settore è cresciuto. Ora, in questo percorso ideale, dalle fabbriche alle nostre case, ci sono 3 aree in cui i robot sono stati impiegati: l'industria, tecnologia matura, e fondamentalmente industria automobilistica, ma non solo automobilistica, anche industria chimica, industria elettronica, e più recentemente nell'industria alimentare. Si parla tanto, diciamo, di total quality, anche di condizioni igieniche e di avere condizioni che consentissero la qualità del cibo, e c'è molta attenzione su questo, e nell'industria alimentare i robot hanno fatto, diciamo, passi da gigante. Leggevo tra l'altro quando ho interagito col buon Luciano Gaudio, che ha coordinato tutto, diciamo, questa serie di incontro, colui che mi ha preceduto diciamo, in questa chiacchierata un mese fa, Luigi Moio, hanno sviluppato un robot che sia in grado di riconoscere le uve in vini, diciamo, con uvaggio, di riconoscere i singoli vitigni che venivano utilizzati, proprio, diciamo, il concetto di naso artificiale. Nel caso dell'esplorazione, industria aeronautica, per esempio i veicoli a guida automatica, gli UAV, che possono essere utilizzati per scopi bellici, ma potrebbero anche essere utilizzati, anzi senz'altro sono utilizzati per scopi di sorveglianza, di monitoraggio per esempio degli oceani, per monitorare l'inquinamento, oppure il disboscamento di una foresta, le mutazioni dei ghiacciai e così via. Quindi applicazioni aeronautiche, applicazioni spaziali, applicazioni sottomarine, e anche, tengo a dire, il settore della robotica di salvataggio, di intervento. Dopo la tragedia dell'11 settembre delle Torri Gemelle, una nostra collega dell'Università del South Florida è intervenuta con la squadra di robottini sulle macerie di Ground Zero alla ricerca di persone in vita, o quantomeno di resti umani, di cadaveri. Quindi anche in questo settore, quindi terremoti, diciamo, sciagure, attentati, la robotica gioca un ruolo importante. Nella ultima area, quella della cosiddetta robotica di servizio, il settore d'eccellenza è quello della casa, quello domestico, ma non solo domestico, robot nelle scuole, robot per applicazioni ludiche, quindi gioco, e anche da un punto di vista sociale, quindi anche legato all'ambito medico, di riabilitazione, e robot per la medicina.
Le prospettive di mercato. Questo è uno studio molto interessante commissionato dall'Associazione Robotica Giapponese. Come si vede, fino al 2005, ora in realtà questo è uno studio che è stato commissionato nel 2005 per la verità, il grosso del mercato era il settore manifatturiero. Di qui al 2025 si prevede che i 2/3 del mercato mondiale della robotica sarà per robot personali e robot di servizio, senza includere nel segmento di home robot quelli che sono i giocattoli, cioè l'elettronica di consumo dei giocattoli. Ma la cosa ancora più interessante di uno studio recente è quello che, se noi ripercorriamo gli ultimi decenni, gli ultimi 3-4 decenni di quella che è stata una vera e propria rivoluzione digitale, ora noi siamo circondati e dipendiamo fortemente da queste tecnologie, si vede come la onda analogica che è stata, che ha imperversato nel 1970-1980, poi l'onda del PC, quindi la prima onda digitale, e la seconda onda digitale con tutti i prodotti elettronici di consumo di cui ormai non possiamo fare a meno, telefonini, telecamere e così via. Bene, la predizione è che nei prossimi 20 anni parta quest'onda robotica, secondo anche la previsione che aveva fatto Bill Gates in quell'articolo provocatorio pubblicato sulle Scienze. Però se noi vogliamo utilizzare dei robot per applicazioni di servizio che interagiscono con gli esseri umani, dobbiamo porci senz'altro il problema della sicurezza, cioè i robot fanno male. E non potevo evitare di mostrare questa metafora del film di tempi moderni, il film di Charlie Chaplin, in cui si vede che noi si è voluti utilizzare il robot per sollevare l'uomo da compiti gravosi, ma il robot pensato per le applicazioni industriali è un robot che opera in maniera totalmente rigida, quindi è un robot che viene preprogrammato, per cui nel momento in cui bisogna alimentare il povero Charlot, nel caso in cui accade una qualunque condizione di malfunzionamento, è l'uomo che deve cedere, deve accomodare il ritmo della macchina, che non può essere variata, per cui il povero Charlot impazzisce e di nuovo comincia la sequenza rigida, ma non è un problema di far ripartire la sequenza e di aver fatto ripartire il sistema, ma è chiaro che il fatto di realizzare una macchina completamente autonoma può essere un qualcosa di estremamente pericoloso. E quindi questi robot che devono essere utilizzati a contatto con gli esseri umani, si pone il problema della sicurezza e dell'affidabilità. Nell'articolo del buon Peppe Zollo che è uscito stamattina, mi fa piacere, io non le avevo citate perché ho cercato tanto ero sicuro che qualcuno poi andasse a sottolineare gli aspetti un pochettino più scientifici della disciplina e quelli meno tecnici, ma un punto fondamentale di quello che è stata la robotica moderna è da datare al libro Runabout di Isaac Asimov, in cui sono state formulate le famose 3 leggi fondamentali della robotica. E quello che vi mostro è un filmato abbastanza di impatto. Qua voglio riabbassare il video perché c'è un commento americano in inglese che poco interessa, e questo è la prima dimostrazione sperimentale di un robot che soddisfa la prima legge di Asimov, cioè che il robot non deve fare danno, non deve fare male a un essere umano. Questo è il lavoro di uno dei progetti in cui Federico II è impegnato, il progetto Friends. Friends vuole giocare sull'acronimo, di creare un robot amico dell'uomo. Le prime 4 lettere di Friends sono legate al concetto di Physical Human Robot Interaction, cioè di interazione tra uomini e robot di tipo fisico. La AND sta per Dependability, quindi il concetto di affidabilità, la S è acronimo e sinonimo di sicurezza. Bene, quello che vedete è lo studio della pericolosità di un robot nel momento in cui va a impattare, per il momento contro un manichino, secondo i test che vengono fatti nell'industria automobilistica, per esempio per dimensionare gli airbag. E quello che vedete tra un attimo è una realizzazione di un airbag ideale per un robot che non deve dare danno nel momento in cui accidentalmente, questo non dovrebbe succedere perché il robot dovrebbe sentire l'ambiente e non dovrebbe andare a impattare, ma se questo succede, se dovremo un domani avere i robot nelle case con i nostri bambini, il robot deve essere sicuro. E allora per essere reso sicuro bisogna da un lato agire sulla struttura meccanica e realizzare dei robot più leggeri, e il robot che vedete là è un robot avveniristico perché è un robot che pesa 14 kg per manipolare un carico di 13, tipicamente i robot industriali devono pesarne 100, 200 kg per essere sufficientemente precisi, ma non è solo un discorso di sicurezza passiva agendo su materiali in fibra composite e sulle strutture meccaniche, è anche un concetto legato alla sicurezza attiva, e sicurezza attiva significa sensori e significa controllo.
quindi in questo paradigma di riferimento della robotica come connessione intelligente tra percezione e azione, agire sui sensori, agire sul controllo. E quello che vedete è il ricercatore temerario dell'Istituto di Robotica e Meccatronica, che è il nostro partner dell'Agenzia Spaziale Tedesca, che si fa impattare il robot in pieno petto,